verso e la previdenza complementare e la sanità integrativa, piena adesione. Noi facciamo riferimento ai contenuti e agli stimoli posti dalla legge sul welfare veneto approvato un anno fa. Dentro a quell'ambito vediamo questa iniziativa particolarmente utile perché sollecita una maggiore consapevolezza. In questo senso facciamo bene tutti a darci da fare in qualsiasi ruolo e ambito. Dopodiché io difendo della welfare le iniziative che possono venire realizzate dalla contrattazione dalle parti sociali, perché sono nel caso veneto fortemente presenti tra i lavoratori, tra le imprese e fortemente anche presenti nel territorio, sono parti di prossimità ed è quello che ha spiegato e spiega fin qua i risultati buoni ottenuti sia da Solidarietà Veneto che da Sani in Veneto, e sono le migliori premesse per migliorare ancor più. Siamo già leader, la bilateralità artigiana e Solidarietà Veneto nel suo, escendo dall'artigianato, essendo industria artigianato, siamo già leader in Italia e confermiamo ogni giorno che passa che la migliore base, dimensione per promuovere welfare è quella regionale, che è un giusto mix tra ragioni di massa critica e di condivisione dei costi e di efficienza e dall'altro lato necessità di essere prossimi e di essere letti come prossimi con viva voce e non con risponditori automatici.